ci serviva effettivamente qualcosa. Abbiamo approfittato il primo giorno dei saldi. Speso tutto. C'è chi ha esaurito già il budget a disposizione, chi invece al momento ha solo acquistato le cose davvero necessarie. Comunque sia, i trevigiani sin da subito hanno approfittato dei saldi estivi. Primo weekend di sconti che fa ben sperare per il proseguo, a dirlo è direttamente Massimo Zanon, presidente della Confcommercio Veneto, che seppur chiarisce che è ancora presto per parlare di un vero e proprio bilancio, si può però affermare che l'inizio è stato più vivace rispetto al passato. Secondo Zanon, ad aver dato una scossa a questa ondata di saldi, gli 80 euro in più in busta paga, che, spiega il presidente di Confcommercio, possono aver sortito un effetto positivo sui cittadini. Fatto sta che in questi primissimi giorni la spesa media è stata proprio intorno agli 80 euro. Forse solo un caso, forse i veneti trevigiani hanno davvero approfittato di questo più in portafoglio da spendere con i saldi. Se generalmente è andata meglio nei comuni limitrofi rispetto ai capoluoghi, a Treviso tutto sommato il primo bilancio si dimostra in linea con quello di 12 mesi fa. Discreta l'affluenza nei negozi, tengono gli acquisti e il valore dello scontrino medio, paragonati con quelli del 2013. La città di Treviso dunque resiste rispetto ad altri capoluoghi che soffrono un calo dei fatturati intorno al 15-20% come Padova, Venezia, terraferma, mentre in centro storico sono soprattutto i turisti ad aver garantito un buon andamento degli acquisti. In generale, comunque, se non si può parlare di una partenza con il botto, si può però affermare che le aspettative per le prossime settimane sono all'insegna dell'ottimismo. Si punta infatti sul fermento dimostrato in questo primo fine settimana e sulla possibilità per gli acquirenti di poter contare su una possibilità di assortimento maggiore rispetto agli anni scorsi. Io magari aspetto sempre un po', non vado i primi giorni.